Amici bellini, conferenza stampa di un Garcia che cerca di fare qualche battuta, ma quando deve sferzare sferza, di un Di Lorenzo molto determinato e preciso, e i giornalisti che sono i soliti. Cominciamo. Signora, me disculpa, la prossima pregunta, la risposta más corta. Nicola Celardo, benvenuto sul canale. Togliamoci gli occhiali, tanto le occhiaie quelle sono. Togliamoci le occhiaie e lasciamo un like, perché siamo in vigilia di Champions. È la partita delle partite, una delle partite più belle della storia del Napoli, si può dire. Domani, se voi lasciate tanti like, no, non è vero, esce lo stesso il video, però se li lasciate è meglio, perché poi ci prepariamo con gusto e con serenità a questa partita. Domani, nell'attesa, nell'ingannare l'attesa della partita stessa, perché l'attesa è la stessa partita, lo stesso, postiamo lo speciale sul Real Madrid, dove riviviamo con Guido anche quelle che sono state le sfide degli anni 80, torniamo a quella là più recente con Sarri, ma adesso ci dobbiamo tuffare in quella che è la sfida del presente, cioè del domani, cioè di un Amrabat tattico, dove vediamo Garcia, questa è la foto dell'altra volta, ma si può riciclare perché tanto è lo stesso, e si parte con la solita domanda doppia, perché i giornalisti fanno così. Io capisco pure, perché tu dici cercano di infilarsela, no? Questa domanda, e poi volevo sapere, e di solito dipende dalla disponibilità, ma insomma si risponde a tutti, e interviene Baldari come sempre e dice no, però una domanda solamente. Allora, tra le due domande Garcia dice: quale scegli? Scelgo quella delle emozioni. Che emozioni proviamo domani? Che emozioni proviamo? E io mi rifiuto di scrivere qualsiasi tipo di risposta, anche perché, e se ce lo facevano notare, ne parlavamo anche con gli amici abbonati nel gruppo Telegram, ci sono anche allenatori che ti danno soddisfazione se tu fai una domanda sulle emozioni, nel bene o nel male. Ma che emozioni? Spalletti comunque ci ha creato un personaggio, ci ha creato una narrativa tutta sua, te li fa scrivere qualche titolo e qualche cosa che lascia il tempo che trova, ma che comunque fa piacere ad alcuni tifosi, alcun tipo di tifosi. Garcia si limita a ricordare quella che è la storia anche recente, insomma, del Real Madrid, di Ancelotti, che ha vinto 2 anni fa, che ha ancora una decina di quei giocatori che l'hanno vinto 5 volte negli ultimi 10 anni. Insomma, è la squadra probabilmente più rappresentativa del mondo, e non c'è dubbio sotto questo punto di vista. Però si allunga sulla risposta e poi dice alla traduttrice, che mi sembrava sul pezzo, che le prossime risposte saranno più brevi, perché c'era anche il capitano, ovviamente, Di Lorenzo, e quindi in Di Lorenzo, cioè c'era il capitano in conferenza, che ci dà già una risposta importante, perché dice: è una partita da giocare e non da subire. E secondo me questo è importante, perché se poi resti in balia del Real Madrid, dato che non ti danno punti di riferimento, perché noi adesso la facciamo a fine video un pochino di approfondimento leggero, superficiale, che non ho avuto il tempo di guardarmi tutte le partite del Real Madrid, però ci facciamo aiutare con i grafici e capiamo che giocano in tanti modi diversi, e che Ancelotti è una vecchia volpe, perché veramente non ti dà modo di studiare un modo in cui ti attaccano, e quindi è una partita che tu devi giocare, non devi subire, perché se la subisci rischi di farti prendere da tutte le parti, perché non si può arginare. Tra l'altro non hanno quei nomi a noi familiari di qualche anno fa, Benzema, Ronaldo, Marcelo, Ramos, non ci sono quei nomi là, ma i nomi nuovi che ci sono, attenzione, perché sono comunque i top player di oggi e del futuro. Bellingham adesso è il nome così, ma non dimentichiamo gli altri che conosciamo molto bene. E qua c'è la prima fetecchia di Garcia, perché va benissimo che Nathan deve imparare l'italiano, ovviamente lo dico con molto affetto da uno che si trasferisce in America e deve impararlo l'inglese, e ancora oggi dopo 10 anni faccio i miei errori e certe cose non le capisco. Di Lorenzo dice una cosa, dice: davanti una grande squadra, abbiamo davanti una grande squadra, e credo, non c'è dubbio, anzi ne sono sicuro, che si riferisca a Real Madrid. Abbiamo davanti, cioè dobbiamo affrontare una grande squadra. Interviene Garcia e dice: ma anche indietro siamo forti, nel senso, dice, non è che davanti teniamo una grande squadra, Osimhen e Kvara. Lui dice: anche dietro siamo forti, per fare un complimento al capitano e a tutta la difesa. Il che
Poteva essere una bella battuta, un pun di un gioco di parole ed era sfizioso. Però quando poi alla seconda domanda su Garcia lui ci ritorna sulla cosa e dice sì, il capitano ha detto che davanti siamo forti, ma siamo forti anche in difesa. Non ci siamo capiti. Quindi Nathan deve imparare l'italiano, un po' di ripassi anche per Garcia, e non lo dico per sfottere assolutamente, anzi lo dico per giustificare. È possibile che la comunicazione all'interno dello spogliatoio, lo studio delle gare, tutta la preparazione tattica possa risultare un pochino più rallentata dal fatto che l'italiano è la sua seconda o terza o quarta lingua e che comunque si devono capire e ognuno poi ci mette del suo. A Kvara non gli puoi parlare in italiano, con Osimhen pure parli in inglese, poi ognuno diverso, se parla con Anghissà in francese qualcuno non lo capisce, quindi questo è una di quelle cose che probabilmente rallentano il percorso di crescita e di assestamento di una squadra. Quindi non è uno sfottò, è quasi un punto di comprensione nei confronti di Garcia e del fatto che c'era bisogno di un po' più di tempo per rivedere un Napoli performante al 100%. Ci vuole più cuore o più cervello? E immaginate una bella risposta di Garcia che dice no, per questa partita ci vuole solo cuore, dobbiamo essere scemi, niente cervello, non ha importanza la tattica, avere calma, avere coraggio, no, dobbiamo avere solo cuore, buttare il cuore oltre all'ostacolo, andare sulle gambe, buttare i palloni avanti, solo cuore e vinciamo. Oppure una grandissima risposta potrebbe essere no, dobbiamo avere solo cervello, il cuore non ce lo dobbiamo mettere, non ce ne frega niente né della maglia né dell'attaccamento dei tifosi, nessun cuore, e questa partita la porti a casa senza pensarci, senza cuore, senza amore senza fine. Bene, Bellingham come si limita? Questa più mi sembra una domanda interessante che però Garcia non approfondisce, e io capisco anche che certe domande sono domande a vuoto, cioè tu lanci un sasso nello stagno che non rimbalza e non fa neanche rumore, perché nel pre-partita gli allenatori si cercano anche di scoprirsi il meno possibile, quindi non ti raccontano alcuni te ne raccontano perché gli piace proprio, sono appassionati, altri mantengono un profilo molto vago, e infatti si parla di Bellingham e lui dice sì, ma pure loro sono stati bravi, la partenza di Benzema, e non mi interessa niente. Poi mentre dici questa cosa qui ti rendi anche conto, stai parlando di una punta. Bellingham sì, finisce in attacco, sì, è il top anche a livello di realizzazioni, e quindi ci aggiunge anche Joselu, sono molto tecnici ma sono molto fisici, e su questo onestamente ci potevamo arrivare tutti. Dopodiché a Di Lorenzo gli si chiede di Vinicius Junior, non mi sono scritto niente perché sono tutte banalità, e poi c'è un momento un po' più di polemica perché nella prossima domanda per Garcia c'è all'interno la considerazione che non abbiamo cominciato benissimo come squadra, e Garcia fa la faccia che vi faccio vedere anche in copertina, anzi ve la faccio vedere anche qua perché poi le copertine spariscono, questa è la faccia quando sente che la giornalista in questione dice non siete partiti molto bene, e di conseguenza parte con la risposta insomma noi abbiamo vinto le prime due, quindi non si può dire che abbiamo iniziato male, e poi ribadisce la questione dei tiri in porta, degli XG, che come statistiche stiamo bene e quello che mancava era solamente prendere la porta e segnare più gol. Risposta che io comprendo ma che non condivido, perché abbiamo fatto analisi, caro Garcia, cioè ti trovi in una piazza, non lo so se Roma era altrettanto analitica, sicuramente una piazza calda, ma a Napoli, anche per distinguerci, anche perché ne siamo troppi e non ci dividiamo tra Roma e Lazio, parliamo solo del Napoli, cioè questo la risultante è che qualcuno l'approfondimento lo fa, poi lo può fare bene, può essere condivisibile, però noi facciamo le analisi, e quando facciamo le analisi ci accorgiamo se la squadra è lunga, se la squadra è sfilacciata, se non c'è ampiezza, se c'è più reaggressione, se si fa di squadra la reaggressione, il primo pressing, se si muovono senza palla, insomma tutte le analisi che abbiamo fatto nonostante le vittorie. Per esempio l'analisi col Braga, ti metti a 6 in difesa, non è la stessa cosa che giocare aggressivi come abbiamo fatto con l'Udinese, quindi capisco la difesa del lavoro, però non è la stessa cosa, caro Garcia, e siamo contentissimi che la barca si è girata, perché adesso possiamo ragionare su un Napoli che ci dà più fiducia, che ci dà più serenità, e possiamo ragionare sia sul campionato sia sulla Champions League tranquillamente, la vena. E quindi poi ci parla anche che torna la fiducia quando Kvara si sblocca, quindi non è cambiato molto.
ancora più polemico quando Garcia alla domanda questa è la sua per la rivincita, nel senso che questa partita lei l'avrebbe dovuta già giocare con la Roma in Champions eccetera eccetera, Garcia risponde l'ho già detta questa cosa qui, cosa che diceva che Spalletti, perché l'ho già detta, ma non dice mi fate sempre le stesse domande, dice voi siete bravi a riprendere le mie dichiarazioni, siete molto precisi a riprendere le mie dichiarazioni, secondo me riferendosi a quando noi abbiamo fatto le pulci ad ogni risposta di Garcia, perché così si fa Garcia, prendere o lasciare, accettalo oppure no. Per esempio quando Garcia ci ha detto io non ho il tempo di guardarmi tutte le partite dei miei nazionali, non ho il tempo di guardarmi il passato non mi interessa, quanti palloni toccava Lobotka, tutte le dichiarazioni vengono passate al setaccio, devi accettarlo, il prezzo da pagare per una città che se vinci, se fai bene ti porta in cielo e ti garantisce riconoscenza per la vita, il prezzo da pagare è questo, che noi facciamo le pulci un po' su tutto. A Di Lorenzo chiedono anche di Osimhen, lui dice per noi non è cambiato assolutamente nulla, lui in campo fa il suo dovere e dopo gli chiederanno anche dei social, delle foto di Osimhen, sarà divertente. È una partita che può già indirizzare il girone, è troppo presto, però è meglio vincere e grazie al Dazio è meglio vincere ovviamente. A Di Lorenzo poi chiedono sui nuovi compagni ovviamente anche di reparto, come si stanno comportando Ostigard e Nathan, insomma Di Lorenzo dice bene anche il clean sheet che fa sempre piacere per la difesa e per il portiere, e poi dice in realtà i nuovi compagni non mi piacciono proprio, non mi trovo, mi manca Kim, mi avete rovinato uno spogliatoio, non si può fare questo mestiere. Questa è la risposta effettiva di Di Lorenzo a una domanda molto dura. Tra l'altro ci fanno sapere che Kim sta avendo dei problemucci con il Bayern. Calma in entrambi i casi, perché già si parla di il nuovo Koulibaly che non funziona appena se ne va da Napoli. Calma, prima di tutto non ci interessa, cioè ho capito che sono due le considerazioni. Uno, aveva cominciato benissimo e noi ci mandavamo le immagini di Kim che corre come un dannato e toglie un gol praticamente fatto per il Bayern, che aveva praticamente panchinato De Ligt. Adesso una o due prestazioni così e così, Matteus che dice non lo so, c'è bisogno di ambientamento, è certo che c'era bisogno di ambientamento per Nathan, c'è bisogno anche di ambientamento per Kim, ricordiamoci che la lingua è quella che è, poi magari a Napoli si inserisce meglio, siamo un pochino più anche pronti ad accettare qualsiasi tipo di situazione, in Germania forse sono più se non fai va a finire che non funziona, quindi calma in tutti i sensi. Kim non può essere un flop, Kim funzionerà sul lungo sicuramente funzionerà, e se non funziona chi se ne frega, voglio dire, pensiamo a noi e pensiamo a Nathan. Sempre a Di Lorenzo chiedono ma le gioca tutte, ma le giochi tutti, i tifosi si chiedono ma come fa, le giochi tutte, e quindi interviene anche Baldari, dice grazie Baldari, questa è una gufata che praticamente poi il capitano non le gioca più perché succede qualche cosa, ma come fai a giocarle tutte? Vabbè, ci tengo, il lavoro sul fisico eccetera eccetera, tutte cagate. Ricalcare l'anno scorso, volete ricalcare l'anno scorso, o volete per esempio arrivare sesti, eppure campionato senza slanci, una bella cosa così noiosa, così vi annoiate voi e vi annoiate i tifosi. E qua Di Lorenzo, capitano di grande personalità, di carattere, la risposta la dà, dice a me dà fastidio quando voi scrivete se facciamo una buona prestazione è la prestazione come l'anno scorso, se invece non la facciamo buona questo è quest'anno che non funziona e non è come l'anno scorso. Il discorso che avevamo fatto con Guido nell'ultima live, dobbiamo cancellarlo quel discorso, archiviarlo, metterlo nella scatola della memoria, ma non dobbiamo fare un continuo paragone perché non facciamo del bene alla squadra che c'è adesso, non facciamo del bene al nuovo allenatore. Tenere presente, fare tesoro di quanto bene fatto, fare tesoro anche degli errori dell'anno scorso, vedi le partite di Champions, le partite col Milan dove hai preso l'imbarcato, fare tesoro di quelle cose là, ma dedicarci alla nuova stagione e affrontarla con grande entusiasmo. Di Lorenzo ha parlato, mi dà fastidio quando fate il continuo paragone con l'anno scorso, togliamolo da mezzo e pensiamo adesso, ed è importantissimo, adesso sta all'ambiente, ai tifosi, ai giornalisti, raccogliere le parole del capitano, altrimenti solo chiacchiere, grande Di Lorenzo, e poi non fate quello che dice il capitano, fatelo. E poi, ed è in questo momento che gli si chiede anche
risolvere la questione delle fotografie sull'Instagram di Osimhen e lo vogliono, dice no, non devi rispondere, non sei tenuto a rispondere. Invece Di Lorenzo, che è capitano e che le cose sue voleva rispondere, dice no, i social se li gestisce lui, non possiamo così. E tra l'altro non è una cosa banale, perché ricordate che si parlava che Lombardo teneva le chiavi di tutti i social del Napoli perché loro hanno diritto di intervenire, eccetera eccetera. Potrebbe sbloccarle anche Lombardo, o magari quella cosa era una puttana, o magari le cose sono cambiate, non lo possiamo sapere. Il social media manager si era licenziato prima, aveva finito il contratto prima, esce dopo la domanda, solo dopo che esce Osimhen fa il suo comunicato per i tifosi in difesa dei tifosi, ma non della società, perché il piccio, togliere le foto, ragazzi, togliere le foto con la maglia del Napoli non è una cosa contro i tifosi, guardiamoci nell'anima, è una cosa contro la società. Il piccio è contro la società, che non corre buon sangue. E il danno, tu quando tieni tieni 3 milioni di followers, quanti ne tieni Osimhen, e tutte le foto con la maglia del Napoli è una pubblicità gratuita che tu fai al Napoli. E là il danno lo fai al Napoli, non lo fai ai tifosi. Ai tifosi, tanto è vero che ha detto io vi amo, lotto per voi, uniteli i puntini. Qualcuno, non c'è proprio bisogno che ve lo dica, qualcun altro non lo vuole capire, non lo capisse, non fa niente, siete più permalosi di Osimhen. Il blasone è un impedimento? Il blasone, il DNA europeo? No. Non è un impedimento, abbiamo studiato i punti deboli. Bella risposta di Garcia, perché sì, è vero, esiste il DNA europeo, lo abbiamo visto col Milan. Il DNA europeo non significa semplicemente l'abitudine a certe musichette, l'abitudine a certi stadi, l'abitudine a certe partite dove non ti tremano le gambe e ci va come se fosse un amichevole. Quello è il blasone europeo, che quando tu giri per la società sei tranquillo e ti preparano in un certo modo a certe sfide. Esiste. Il blasone è anche essere rispettati dalle istituzioni, da certi arbitraggi, quindi ragazzi esiste e non possiamo fare finta che non esiste, però non basta, perché poi in campo ci devi andare e devi studiare i punti deboli e i punti di forza delle squadre. Lo ripete ancora una volta Garcia e noi apprezziamo, perché avevamo avuto questo dubbio durante le partite che non hanno funzionato, non vedevamo il Napoli sfruttare i punti deboli degli avversari, che ne avevano, perché lo stiamo vedendo che hanno punti deboli, fanno acqua da tutte le parti a turno, e adesso invece dice abbiamo studiato i punti deboli. A Di Lorenzo si dice avete sfiorato la semifinale, volete arrivarci alla semifinale anche per confermare la questione del ranking, insomma aumentare punti nel ranking per scavalcare per il prossimo formato del mondiale per club. Di Lorenzo ovviamente dice step 1, vediamo di superare il girone, poi vediamo, non c'è bisogno adesso di metterci degli obiettivo semifinale, superare il girone, dobbiamo diventare quella squadra che ogni volta supera il girone senza problemi. Non lo siamo ancora, ma ci ricordano anche che domani Di Lorenzo va con la fascia da capitano con lo scudetto, come fu per Diego, e lo vedremo domani anche bene con l'approfondimento sul Real, perché il Napoli affrontò il Real nell'87 quando fu da campioni d'Italia, ovviamente la Coppa dei Campioni, e accadrà di nuovo. Devi più difendere o attaccare, perché devi guardare gli avversari, riuscirai anche ad attaccare o dovrai solamente difendere? Bella risposta del capitano che dice io non gioco per rincorrere l'avversario, dobbiamo fare la nostra partita e poi bla bla bla, perché bla bla bla. Poi la domanda in spagnolo è un pochino più tecnica ed era interessante secondo me approfondirla, perché ci sono due possibili Real Madrid a centrocampo, uno più tecnico e uno più fisico, perché c'è Kroos, Modric, ma c'è anche quello più fisico con Camavinga e con altre soluzioni. Cosa è meglio per il Napoli? Insomma è quasi il giornalista a dire dici cosa è meglio, così noi diciamo ad Ancelotti di fare il contrario. Ancelotti non ha bisogno di sapere questo, ma tant'è vero che Garcia non risponde niente, perché dice meglio il centrocampo che possiamo battere. Grande ilarità. Noi alla fine dobbiamo gestire noi stessi, perché tanto loro chi scelgono Modric, Kroos, Bellingham, Tchouaméni, sono tutti fortissimi, e infatti noi possiamo vederlo in breve con un'analisi tattica veloce. Il Real Madrid, che ha vinto tutte le partite e ha steccato con l'Atletico Madrid, Bellingham è una bestia senza dubbio. Vedi, una Garcia, due Ancelotti, due per il Real Madrid, senza considerare quella là, questa è Champions, ma senza considerare
la Coppa dei Campioni, ed è tornato a disposizione Joselu, che effettivamente è una punta, quindi secondo me era meglio che loro avessero meno soluzioni in attacco, onestamente. Però almeno la prima punta, se giocherà, ti dà un pochino più di punti di riferimento. Quando giocano Vinicius Junior, Rodrigo e Bellingham alle spalle è un macello, non sai chi si deve marcare chi, perché sono molto mobili. Per sfizio, infatti, vi faccio vedere solamente le posizioni medie contro il Real Madrid. Mi volevo vedere quella là che avevano perso, così magari qualche cosa così. Ecco, vedete, in campo già vediamo un Bellingham praticamente attaccante con Rodrigo, con Modric alle spalle. In questo caso c'era Camavinga qua, Valverde, Kroos, quindi posizioni medie. Però ci fanno vedere che, prima di tutto, guardate come sta corta questa squadra, guardate come è altissimo il baricentro e come sono tutti corti, qua fanno una densità pazzesca. Quello che risulta più avanti è Rodrigo, Bellingham subito dietro, guardatela, tutto campo praticamente, non ti dà punti di riferimento, non gioca da punta centrale come praticamente l'abbiamo visto. Modric, che faceva in questo caso il trequartista, ovviamente dappertutto, Camavinga dietro di lui, Federico Valverde in questa zona, Vasquez a tutta fascia, molto offensivo, e sulla sinistra Garcia che fa lo stesso tipo di movimento, Alaba che dovrebbe essere ancora infortunato e Rudiger come baluardo finale. Poi con le sostituzioni entra Brahim Diaz, che sarà più offensivo ancora, perché poi dovevano anche cercare di recuperare. Ma se andiamo a vedere velocemente la partita contro il Girona, il Girona di David Lopez, il Girona che conosciamo molto bene, che sta facendo un inizio campionato interessante, che girano molto palla, bla bla bla, alla fine il Real vince 3-0, la sblocca anche presto con Joselu, proprio assist di Bellingham, che segna e fa assist con una continuazione. Ma andiamo a vedere, perché il Girona qualcosa la crea. Se vedete un 1,59 di expected goal, il Girona lo crea. Poi fa di più il Real Madrid, fa più possesso palla il Girona, il Real Madrid è più preciso quando tira, prende di più la porta, e vediamo anche per quanto riguarda i passaggi precisi entrambe le squadre. Sui palloni lunghi c'è una media di 40 per il Real Madrid tentati e praticamente poco più della metà riusciti. Ma quello che è più interessante secondo me è sempre la posizione media. In questo caso vedete il Real Madrid molto più basso contro il Girona, perché il Girona ha avuto molto più giro palla rispetto all'Atletico Madrid e vedete il più avanzato in questo caso è Vinicius Junior in questa zona, Valverde, Bellingham a supporto e Joselu risulta praticamente centrocampista, quindi sì, è una punta, ti dà punti di riferimento, ma vedete che le sue posizioni medie sono molto particolari, quindi ci sarà un lavoro da fare incredibile da parte dei centrocampisti in aiuto ai nostri difensori, perché non li possiamo lasciare soli e ci sarà veramente da lottare a centrocampo. Vedete come i terzini del Real Madrid sono a tutti gli effetti delle mezze ali aggiunte, perché giocano molto sulla linea, e in questo caso rivediamo Camavinga praticamente terzino sinistro, un'idea non solo di Ancelotti ma anche di Deschamps, uno dei centrocampisti più forti del mondo, anche duttile, che si può mettere in quella zona. Vedremo quali saranno le scelte di Ancelotti. Quello che è sicuro è che ti puoi aspettare qualsiasi cosa, sono molto duttili, qualche defezione c'è, ma hanno recuperato dei giocatori chiave come questo qua. Di conseguenza ragazzi sarà una partita tutta da godere, da affrontare secondo me con grande serenità. Con il Juve io ritengo che ci possa essere ancora il ballottaggio Olivera, perché Olivera non mi è dispiaciuto, però poi l'ha fatta tutta e quindi dobbiamo capire se è stata una scelta di Garcia preventiva con l'idea già di schierare Mario Rui contro il Real Madrid, un Mario Rui che si fa preferire probabilmente per comunicazione con Nathan, ovviamente parlando la stessa lingua. Olivera si fa preferire ovviamente per la fisicità, però può essere pure che si è fatto un discorso diverso, visto che non hanno un attacco a 3 con un'ala destra che verrà spesso lanciata o il lancio profondo. Ricordate, il problema di Mario Rui era quando fa i cambi di gioco su un'ala destra fisica, e lì Mario Rui può soffrire. In questo caso avete visto che si spinge ovviamente con i terzini per quanto riguarda il Real Madrid, ma non hanno un attacco a 3 ben definito. C'è più il discorso della mezza punta e di punte che vere punte non sono, che vengono molto incontro. Di conseguenza potrebbe essere questa la scelta di Mario Rui preferito ad Olivera, anche perché ti garantisce un pochino più di qualità nell'impostazione del gioco. E come ha detto Di Lorenzo, la partita non la dobbiamo subire, siamo anche in casa, abbiamo uno scudetto addosso, abbiamo
anche la voglia di confermare quanto si era fatto con il Liverpool, perché comunque era una partita di grande fascino, e il Napoli la affrontò a viso aperto senza problemi. Se si affronta a viso aperto anche il Real Madrid, non penso che loro faranno una partita di difesa, però l'avete visto con il girone, si possono anche loro abbassare, e quindi il Napoli deve essere bravo a fare i movimenti senza palla, quelle estemporanee cambiate. Ho detto estemporanee, quindi devo continuare al femminile, quelle estemporanee decisioni delle ali, magari di invertirsi, di andare a fare un po' più di densità in una zona, come spesso fa Anghissà, che ce lo troviamo anche qua, lasciando quindi spazio a Di Lorenzo, con uno Zielinski che lavora con Kvara, si lavora con Mario Rui. Vedete quanto è molto più forte la nostra zona sinistra, dove si fa più la densità, e poi si deve andare a chiudere con Osimhen, che spesso si allarga sulla destra e quindi va a chiudere l'azione. Idem ovviamente si può fare quando Politano e Di Lorenzo scambiano in questa zona, e vedete che poi Kvara si va a riempire l'area, e deve farlo anche Zielinski, e deve accompagnare anche Anghissà. Io mi diverto tantissimo. Garcia, Spalletti, questo è un Napoli che ci può far divertire, che se sono sul pezzo e se vanno tutti insieme di squadra con coraggio, bene, qualche rischio ce lo possiamo anche prendere, ma è il Real Madrid, e quindi così cerchiamo di ribaltare questa storia del 3-1, che è purtroppo ricorrente per quanto riguarda la storia del Napoli, perché all'epoca 2-0 in casa loro, 1-1 in casa nostra, di conseguenza 3-1 complessivo, e poi nell'epoca di Sarri 3-1 lì con l'illusione, 3-1 anche in casa nostra abbiamo perso con un'altra illusione. Cerchiamo di scompaginare questo risultato che non ci porta bene, e togliamoci uno sfizio senza problemi, perché se stecchi con Real Madrid non fa niente, onestamente. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Altri approfondimenti li troverete su Canale 8 questa sera. Vi abbraccio, vi bacio. Domani non vi perdete lo speciale su Real Madrid, poi reaction, poi live. Lasciate i like finali, perché siamo sul pezzo e facciamo domande banali.